Buongiorno a tutti, benvenuti a Camporosso, benvenuti alla località Pat Crei, Case Lussari. E oggi c'è un'occasione speciale che è stata voluta fortemente dal mio amico Aurelio Pantanali, che già 10 anni che ci frequentiamo e ci conosciamo, che fa queste bellissime cose, queste iniziative a favore, diciamo, del mantenimento della tradizione e delle cose importanti della vita, secondo me, legate sia alla nostra cultura che al nostro culto che alla comunità. E quindi introduco questa manifestazione augurando intanto buona festa a tutti e passo la parola appunto ad Aurelio, che vi spiegherà bene le iniziative che ha intrapreso. Grazie ancora per essere presenti. Grazie, buongiorno, mi presento, io sono Aurelio Pantanali e rappresento il Circolo Culturale Navarca di Aiello. E ringrazio in primis naturalmente alcune persone che ci hanno permesso di raggiungere anche questo obiettivo all'inizio dell'antico sentiero del Pellegrino. In primis naturalmente Don Dionisio e la parrocchia di Camporosso e del Monte Lussari, perché da 10 anni oramai abbiamo un ottimo rapporto, e poi naturalmente anche al presidente della Vicinia di Camporosso Tarvisio, Maurizio Lattisi, che senza naturalmente lui e la sua associazione naturalmente non avremmo potuto arrivare a realizzare in primis il monumento sul Monte Lussari e poi questo qui di Camporosso. Quindi molte grazie a voi, ma non posso neanche dimenticare il sindaco Carlantoni di Tarvisio, che naturalmente ha avallato il progettino che è stato presentato dalla Vicinia sia qui e sia anche sul Monte Lussari. Qui abbiamo anche il sindaco di Aiello del Friuli, l'ha detto da poco, Andrea Bellavite. Voglio presentarvi anche i protagonisti come autori dell'opera, e abbiamo Ligio D'Ambrosio di Castiglions di Strada, accompagnato anche dalla sua magnifica banda, Gioacchino Rossini di Castiglions di Strada, una banda giovanissima che ringraziamo per essere qui con noi. Ligio D'Ambrosio ha modellato tutta la pietra, mentre Orlando Zorzenon di Strassoldo ha realizzato questo magnifico mosaico che poi vi parlerò nel dettaglio. È un cammino che ormai ha raggiunto i 10 anni di vita, e infatti l'obiettivo è stato appunto ricordare
questa ricorrenza 2006-2016 che parte dal mare, parte dal santuario di Barbana, e in 11 tappe, come prologo Barbana ma Aquileia come riferimento di prima tappa, raggiunge qua il santuario del Monte Lussari. Camporosso sarebbe la penultima delle tappe, poi abbiamo la salita dell'antico sentiero. Qui alle mie spalle c'è una bella bacheca che è stata realizzata con un contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, dove in breve viene presentato il Cammino Celeste in 4 lingue, italiano, sloveno, tedesco e friulano. Poi abbiamo, per quanto riguarda questo luogo, delle immagini di Camporosso, e poi la carta della tabacco dell'antico sentiero. Simile a questa bacheca ce n'è un'altra a Castelmonte ed un'altra recente, montata una settimana fa, proprio qui sul Monte Lussari, vicino al monumento che vi ho accennato. Mentre qua sulla destra vediamo i 4 monumenti, questi segni lasciati dal Circolo Culturale Navarca di Aiello per valorizzare, come vi dicevo, il cammino. Quindi Barbana, Castelmonte, Monte Lussari e qui Camporosso. No? E qui vediamo invece tutto il percorso delle varie tappe, qua sulla destra in alto, del Cammino Celeste. No, questo monumento, come significato, almeno per chi è da questo lato, vedete la croce patriarcale di Aquileia, quindi antico patriarcato che ben tutti conoscete, non mi soffermo su questo. In basso a destra vediamo il segno del pesce, che come simbolo appunto del Cammino Celeste fosse il pesce. Qua invece abbiamo l'effigie della Madonna del Lussari. Allora pensate che Orlando Zorzenon è andato alla ricerca sull'Isonzo di sassi che si identificassero al colore della Madonna del Lussari, li ha individuati, li ha tagliati, no? Li ha spaccati uno a uno a tesserine da 1 centimetro per 1 centimetro. Penso, Orlando, che il maggiore lavoro sia stato quello di preparare le tesserine in mosaico. Ce ne sono 4.800, non sembra, no? Per realizzare questo bel soggetto della Madonna del Lussari. E questo immagine lato monte, quindi lato verso la salita al santuario. Dalla parte invece opposta vediamo la figura dell'angelo. Perché l'angelo? Perché a poche centinaia di metri da qui, nel passato, i pellegrini che dovevano salire al Monte Lussari si incontravano sotto un monumento e pertanto si è voluto riportare l'angelo come nuovo luogo di partenza verso il santuario lungo l'antico pensiero. E abbiamo stilizzato le 7 delle 14 stazioni della Via Crucis, quelle più storiche, fatte naturalmente in pietra e che partono da metà del monte. In alto si vede stilizzata anche la chiesa ed il campanile del santuario. E infatti qui è anche scritto, inciso, Via Crucis Camporosso Monte Lussari. Questo è il monumento, no, che noi ci auguriamo e che faccia naturalmente piacere a tutta la comunità di Camporosso e di Tarvisio, come segno e come luogo anche sia di partenza ma anche di ritorno dal santuario. Amica Tiziana Perini, dedicata ai pellegrini del Cammino Celeste. Tiziana Perini ha fondato il Cammino Celeste, fa parte dell'associazione Iteraquileiense ed è anche l'autrice, insieme ad Andrea Bellavite e a Marco Bregant, della guida del Cammino Celeste, che si trova in moltissime librerie, ma come dicevo prima anche qua abbiamo qualche copia. Anima pellegrina, sappi che i tuoi piedi ti hanno portato a percorrere, sotto lo sguardo celeste di Maria, l'Iteraquileiense, la via dei popoli che parlano lingue diverse.
Anima coraggiosa, che hai lasciato la tua casa, anche se per poco. Anima fedele, che hai superato le difficoltà, anche se piccole, del cammino. Anima gioiosa, che hai raggiunto la meta, anche se temporanea. La pace di questo luogo ti accompagni ogni giorno della tua vita. Dieser ist der Weg der Völker, welche verschiedene Sprachen sprechen. Mutiger Wallfahrer, du hast verlassen, auch wenn nur für die kurze Zeit, dein Haus. Teuer Wallfahrer, du hast überwunden alle die kleinen Schwierigkeiten dieses Weges. Glückliches Wallfahrer, du hast dein Ziel, wenn auch für die kurze Zeit, erreicht. Der Friede dieses Wortes möge dich alle Tage deines Lebens begleiten. Duša romarska, vedi, da so te tvoje noge pod Marijinim milim pogledom vodile po glejski poti. Po stopinjah narodov, ki prepletajo različne jezike. Duša pogubna, ki si zapustila svoj dom, čeprav za kratek čas. Duša zvesta, ki si premostila popotne težave, če tudi lahke. Duša vesela, ki si dosegla svoj cilj, če ravno začasno. Sprejmi voščilo miru, ki ga daje ta kraj. Naj te vodi vse dni tvojega življenja. Anime pellegrine, che tu seppis che i tuoi pas ti han menat sotto il voli celeste de Madone. Vie di lung palite raquileiens. Le strade dai popui che fevelin lenghis diviarsis. Anime coraggiose, che tu has lasciate le tue chiese anche se pal momento. Anime fedel, che tu has frontadis lis difficoltats di quiste chiaminade anche se piccolis. Anime gaiose, che tu sei rivade culi anche se par poco. La paz di quist look che ti compagni ogni dì dalla tua vita. Un caro saluto agli amici di Camporosso, alla Vicinia e a tutti coloro che hanno voluto assistere a questa splendida cerimonia. Io credo che ci siano tantissime cose che oggi ci fanno pensare un po' alla storia del nostro Friuli Venezia Giulia, una storia anche di quello che non c'è più, dell'ex impero austro-ungarico, di quello che fu una volta la Repubblica di Venezia, ma ci fa pensare anche a quello che è la storia recente e anche i fatti di cronaca più recenti. Cominciamo dalle cose piccole. Tanto saluto l'amico e collega sindaco di Aiello, Bellavite, fresco di nomina, auguri, ce l'hai dura perché insomma dopo però insomma ti faccio un grande bocca al lupo per questa nuova avventura. Ma qualcuno forse non sa dei nostri compaesani che Aiello era all'epoca l'ultimo comune, l'ultima comunità dell'impero austro-ungarico, e quindi questo è un pezzo di storia che quasi quasi ci mette di nuovo insieme, perché eravamo noi l'ultimo avamposto adesso dell'Italia verso l'Austria, ma eravamo il penultimo quando ancora il confine era sul ponte di Pontebba, il penultimo quando era ancora l'impero austro-ungarico nella seconda fase, appunto quella che poi ha visto arrivare poi fino alla prima guerra mondiale. Ringraziando come sempre la vicina di Camporosso, questo è un messaggio che faccio agli amici di Aiello e a quelli della banda di Castions. Qui vedete abbiamo delle abitudini, delle tradizioni che sono millenarie, che hanno sopravvissuto anche alla guerra, hanno sopravvissuto anche quello che è stato l'odio fra i popoli, che per fortuna da questa parte della vallata mai si era presentato. La vicinia è quella che conserva non solo i raccordi ma anche la giurisprudenza di quel periodo, i diritti di servitù, i vecchi confini dei terreni, la preservazione di queste tradizioni come quella di oggi. E quindi credo che tutte queste cose, questa amicizia che avete dimostrato anche con gli amici di Aiello, sia la dimostrazione di cultura, la dimostrazione di apertura, la dimostrazione di un bel Friuli Venezia Giulia che non fa distinzione tra lingue e appartenenze etniche, ma fa distinzione soprattutto su quello che è contro le tradizioni e quello che ogni tanto viene anche tirato per i capelli contro le tradizioni, perché forse è anche il caso di dire che questa pista, questo sentiero, questo luogo di pellegrinaggio per tutti
per tutti noi, per tutto il Friuli, per tutta la Carissima, per tutta la Slovenia, sempre è stato, sempre sarà e lo è sempre un sentiero di pellegrinaggio, null'altro doveva mai diventare e null'altro sarà mai. Però una chicca volevo ricordarla, nella banda di Castions, ho visto prima, qualcuno di voi si ricorda l'amico Penazzato, insomma Penazzato è stato un'importante presenza storica, uno che ha fatto tanti studi su Tarvisio, ecco, un erede dell'amico Penazzato canta e suona nella banda di Castions di Strada, è un bel segnale, una bella cosa, è una bella traccia di tarvisiani nel mondo che mai si disperdono e comunque tornano sempre qua. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie signor Sindaco. La parola al Sindaco di Aiello. Dobrodošli, dober dan, prijatelji romari slovenski. Buon dia duc, Kruz Got, buongiorno a tutte e a tutti voi qui presenti. E grazie per questa bellissima festa. Parlerò in italiano perché così tutti ci capiamo. E 3 piccoli pensieri. Il primo, questo cammino ha 3 dimensioni, una spirituale, una culturale e una legata alla natura. Già nel nome. Cammino Celeste è stato scelto perché spiritualmente ricorda il manto di Maria, che viene venerata nel cammino a Barbana, ad Aquileia, a Rosa Mistica a Cormons, a Castelmonte e su Lussari. Ma il cammino celeste è anche un richiamo alla natura. Il blu del mare, il colore del cielo, delle valli del Natisone, e il colore del cielo e del Lussari. Quindi unione tra spiritualità e natura. E poi l'altro nome, Iter Aquileiense, ci ricorda la cultura e ci riporta a una tradizione che Cremonesi richiamava dicendo l'eredità europea del patriarcato di Aquileia, quando il patriarcato aveva una dimensione immensa e univa popoli e culture molto diverse fra loro. Cultura perché i Lussari riunisce ancora questi popoli del patriarcato e il nostro cammino inizia da Aquileia, ma inizia anche da Maria Sal, ma inizia anche da Bresie, di 3 popoli che si uniscono intorno a questo luogo meraviglioso. Secondo pensiero, io rappresento oggi qui il comune di Aiello del Friuli. Perché qui? Perché il Cammino Celeste ha avuto il suo concepimento ad Aiello del Friuli, alla fine del 2005, da un gruppo di pellegrini che erano stati a Santiago di Compostela, avevano portato una testimonianza e poi dopo si erano ritrovati e hanno ideato la costruzione di un sentiero da percorrere sulla memoria degli antichi pellegrinaggi di questo territorio, ma anche da offrire all'Europa come un itinerario culturale di grande rilevanza, all'Europa e anche al mondo. Aiello poi è il luogo in cui c'è il Circolo Culturale Navarca, che attraverso Aurelio in particolare è diciamo, l'organizzazione che insieme all'Iter Aquileiense cura appunto gli aspetti tecnico-organizzativi del cammino. E Aiello è anche la prima tappa del Cammino Celeste. Un luogo quindi importante in questo itinerario che anche offre non soltanto elementi spirituali e culturali, ma una formidabile opportunità di crescita, di sviluppo, di creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani, attraverso, appunto, come diceva prima Aurelio, il cammino lento, ma anche attraverso la bicicletta. Questi monumenti stupendi che sono stati realizzati grazie all'iniziativa di Aurelio, di Osvaldo e di Eligio, che hanno fatto un lavoro meraviglioso a Barbana, a Castelmonte, qui giù, e poi quello là sopra sul Lussari, tanto bello che i pellegrini, ma anche i turisti, quando vanno là, si fotografano immaginando che lì sia dai tempi del patriarcato, come se fosse stato da sempre lì, come questo splendido monumento. Questi monumenti segnano anche un impegno. Noi oggi siamo preoccupati, certo, per ciò che, per i messaggi che ci arrivano dalla Gran Bretagna e da altre parti d'Europa. Siamo preoccupati, però da un'altra parte siamo anche attenti, perché è un segnale che l'Europa, se vuole essere costruita, non può essere costruita sulle lobby dei banchieri e non può essere costruita sulle burocrazie
di Bruxelles o delle singole capitali degli stati. L'Europa, se sarà costruita sulla spiritualità, cioè sulla ricerca del senso della vita, di qualunque religione, di qualunque ideologia che possa aiutare le persone a comprendere chi si è, di qualunque filosofia, ma sarà fondata sulla spiritualità e sulla cultura. Senza spiritualità e cultura, il messaggio che ci arriva dall'altro ieri, l'Europa non sarà. E questi monumenti ci indicano una strada diversa, il cammino celeste, l'iter acqueriense. Grazie. Grazie. Hanno preparato delle targhe di ringraziamento a chi ha lavorato per la realizzazione di questo bel monumento. Eligio D'Ambrosio, no? Ecco un applauso ad Eligio D'Ambrosio, che è sempre ben attivo alla realizzazione di queste belle opere sparse in tutta la nostra regione. Mentre il sindaco di Aiello, Andrea Bellavite, consegna ad Orlando Zorzenon la targa di ringraziamento da parte del circolo e della parrocchia, e il presidente della Vicinia consegna al sottoscritto ecco qua una targa ricordo di ringraziamento. Grazie, allora facciamo magari ci teniamo tutti e tre vicini, apri un attimo che facciamo una foto. Io vado alla predica in chiesa per ringraziare prima di tutto tutti voi, cominciando da Pantanali, che ormai lo conosco tanti anni, è veramente l'amico di Lussari, la Madonna ti protegga e ti sostenga. E poi tutti gli altri che sono intervenuti, in modo speciale chi ha fatto il mosaico qui e anche il monumento. Grazie di cuore, sapete. La Madonna è sempre con voi, vi tiene per mano ogni giorno, anche se forse non ci ricordiamo, ma lei c'è sempre. Sindaco di Tarvisio, sindaco di Aiello, che conosco da tanto tempo, ma penso che conosco tanto tempo anche il sindaco di Tarvisio. Vabbè. E grazie alla banda veramente che ha lietato questo momento così importante. Poi la tesi qua, il braccio destro della parrocchia. Difatti mi fa il sagrestano oggi. Invece il sindaco molto la televisione. E qua dietro che mi tiene un ombrello per l'ombra che sconta abbastanza il sole. Il Signore ci illumini tutti, ci benedica, ci sostenga nel nostro cammino celeste, perché ogni giorno che ci alziamo facciamo 2 passi verso la patria celeste. Chi fa questo cammino celeste acquista senz'altro l'indulgenza plenaria, quindi va dritto in paradiso senza passare per il purgatorio. Grazie a tutti voi che siete qui presenti. Adesso diamo la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù, via, verità e vita, sia con tutti voi. Cristo, Figlio di Dio, è venuto nel mondo per raccogliere l'unità di uomini dispersi. L'apertura di nuove comunicazioni, l'investimento di nuovi mezzi di trasporto per abolire le distanze e congiungere i paesi divisi dalle catene montuose delle grandi acque, contribuisce all'incontro della solidarietà fraterna, secondo il disegno provvidenziale di Dio. Invochiamo il Signore per i tecnici e gli operai che hanno progettato e realizzato quest'opera e quanti la beneficeranno. Non se integri il prato del sole, convergere sul sole sul, io prima di grebem sul suldige, un filo snitti per su, sonda il Dio del forte. O Dio che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino al più serio con amore e conviene la tua protezione. Benedici questo sentiero divino. Il tuo angelo li precede e li accompagna, per superato ogni insidia, di un sangue salve la meraviglia del Cristo nostro Signore. Benedica il Signore Dio Onnipotente,